Interrogazione che ha per oggetto il costo di alcune prestazioni sanitarie rispettivamente nel pubblico e nel privato. Mi rifaccio ad alcune notizie uscite dalla stampa. Una, quella del 12° rapporto CREA Sanità 2016 di Tor Vergata, uscito sul quotidiano il 23 gennaio, in cui si dice che il Friuli-Venezia Giulia è la regione del nord-est con la maggior percentuale di nuove rinunce alla spesa sanitaria per motivi economici, quasi il 7% contro il 2,9% della media nordestina. Inoltre, rispetto alla spesa della sanità privata, in riferimento all'out of pocket, cioè la spesa pagata di tasca propria che non viene rimborsata dal Servizio Sanitario Regionale, si dice che il 70% delle famiglie ricorre alle cure della sanità privata con una spesa superiore a quello che è la media nazionale. Quindi, visto queste notizie preoccupanti, ma visto anche le proteste di alcuni cittadini che avevano sollevato un tema che noi avevamo già sollevato qualche mese fa, di un maggior costo nel pubblico rispetto al privato, ho ritenuto degno di nota anche chiedere all'assessore una risposta a una segnalazione fatta sempre su un altro quotidiano, questa volta, in cui, leggo testualmente, si dice rispettabile assessore Telesca, com'è possibile che lo stesso identico esame ematochimico prescritto dal mio medico di base ed erogato dal Servizio Sanitario Nazionale, che dovrebbe erogare ai cittadini e garantire il diritto alla salute, costa 16 euro, quando da un semplice controllo online lo stesso esame costa in regime privato, compreso il costo del prelievo del sangue, 5 euro scarsi, per cui 3 volte tanto. Tutto ciò premesso, interrogo l'assessore competente per sapere quale azione intenda adottare per far sì che i costi di alcuni esami presso le strutture private non continuino a essere più concorrenziali rispetto alla sanità pubblica. Grazie. Grazie a lei, la parola all'assessore per la risposta. Intanto nella IRI le rispondo subito: tra gli obiettivi della Giunta non c'è quello di favorire la sanità privata, cerchiamo di favorire i cittadini, utilizzando anche la sanità privata se serve. In Regione esiste un unico sistema tariffario per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese le prestazioni di diagnostica e di laboratorio. Sulle tariffe indicate per la diagnostica di laboratorio, fra l'altro, gli erogatori privati accreditati assicurano il 20% di sconto. Era un accordo che risaliva anche a prima di questa Giunta. Gli ultimi accordi, 2014, 2016, 2017 e 2019, hanno previsto una drastica riduzione dei budget utilizzabili per questa tipologia di prestazioni. Ciò a dimostrazione che la Regione non sta favorendo il ricorso a tali strutture rispetto a quelle pubbliche. Peraltro in questa Regione la quota di utilizzo del privato in convenzione è inferiore al 5% del finanziamento della sanità, storicamente. Il problema che lei pone è vero, ma è legato ad altri fattori e noi stiamo lavorando sulla revisione, sulla riduzione di alcune tariffe, ma potremo adottare eventuali provvedimenti solo successivamente all'uscita del tariffario nazionale, che è in fase di revisione, al quale si agganciano un po' tutte le regioni. È un tema che ieri avevo delle analisi fatte in un'altra regione, di un cittadino. In altre regioni mettono proprio il costo effettivo delle analisi, li mettono anche il ticket, ed effettivamente quel cittadino anche in altre regioni aveva pagato di più di quello che era il costo del costo tariffario. Cioè il ticket era superiore al costo tariffario, ecco, per capirci. Noi abbiamo comunque già agito sulla misura, quella che era più aggredibile, che era quella del super ticket, con l'abolizione dello stesso per i cittadini con basso reddito, ma è stato anche rimodulato e azzerato sulla base delle tariffe della prestazione. Non è ancora sufficiente, evidentemente. Sul tariffario complessivo stiamo rivedendo, sono moltissime voci, è delegato al tariffario nazionale. Ussai, prego. Ringrazio l'assessore per la risposta. Naturalmente mi riterrò soddisfatto quando le tariffe saranno parificate, non ci sarà più vantaggio ad andare in privato rispetto ad andare nel pubblico. Del resto si parla molto spesso di privatizzazione strisciante della sanità. Io vorrei ricordare che solo qua a Trieste sono stati chiusi 4 centri prelievi affidati ai privati convenzionati
Per cui insomma, non vorrei che, visto che si parla spesso di doppioni nella sanità, qualche dirigente pensi che il doppione è la sanità pubblica rispetto a quella privata. Grazie.